È importante, oggi si parla di educazione stradale in un istituto scolastico e quindi mi sembra che il messaggio che lei ha lanciato è stato molto attinente anche al nostro vissuto giornaliero. Sì, sicuramente oggi è un incontro molto importante anche perché si parla di educazione stradale. Per parlare di educazione stradale all'interno di un'istituzione scolastica è chiaro che bisogna mettere in campo tutti gli operatori che operano in quel settore. Oggi abbiamo avuto il questore, abbiamo avuto anche la polizia stradale, la polizia municipale e anche l'ASP perché evidentemente è collegata strettamente a questa problematica. Per parlare con i ragazzi è chiaro che dobbiamo innanzitutto non far conoscere loro solo quali sono le sanzioni da applicare in caso di trasgressione, ma è importante intervenire per prevenire e quindi fare in modo che loro comprendano che le regole della strada devono essere rispettate e devono soprattutto essere importanti da seguire per sé ma anche per tutelare la vita degli altri. Ma innanzitutto ringrazio di questa occasione che la scuola agrigentina, in particolare l'Istituto Fermi, ha voluto offrire alla Polizia di Stato in un percorso iniziato già da tempo anche con l'azienda sanitaria provinciale, con l'associazione Vittime della Strada e l'amministrazione comunale di Agrigento. E ringrazio i miei uomini, oggi c'erano funzionari di polizia, colleghi della polizia stradale, della polizia locale che giornalmente cercano di poter garantire la sicurezza a chi attraversa le nostre strade. Io mi sono permesso di ricordare ai ragazzi che sono in crescita, che sono il nostro futuro, innanzitutto che da parte loro deve arrivare il rispetto, ma anche la pretesa del rispetto delle regole. Noi spesso tutti vogliamo che tutti rispettino le regole, ma dobbiamo essere noi i primi a farlo. E in questo è stato un invito rispetto a quello che sono le aspettative da parte del mondo dei giovani di pretendere da parte degli anziani che spesso li conducono a rispettare le regole del codice della strada. Per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo, è da giorni scorsi l'intervento fatto opportuno dalla Polizia Stradale nei confronti di mezzi che trasportino i nostri ragazzi nelle gite scolastiche. Noi non possiamo consentire e fare in modo che i ragazzi che partono per una gita spensierata poi dobbiamo avere il problema, la preoccupazione non possano rientrare. Questo non è possibile, non è ammissibile. È da 18 anni che l'associazione italiana esiste su tutto il territorio nazionale e da 18 anni, visto purtroppo che noi abbiamo perso, io ho perso una figlia e molti hanno perso altri figli, i genitori, i mariti, le mogli, noi non accettiamo la leggerezza anche delle istituzioni su un fattore importante qual è la vita umana. E dicono il destino, no, il destino non esiste, il destino ce lo creiamo noi. La nostra testimonianza nelle scuole è per poter parlare con i ragazzi e per dire purtroppo è successo a me, fai di tutto che non succeda a te e non lo fai succedere in altre famiglie. Sicuramente quello di non guidare sotto l'effetto di sostanze alcoliche, ma in generale il messaggio è quello di una maggiore attenzione durante la guida e di avere proprio a cuore la propria vita e quella degli altri, perché il rispetto delle regole del codice della strada ha questo qualcosa in più, questo quid pluris in più, che è quello del salvaguardare la vita nostra e quella degli altri utenti della strada. Ma noi siamo e dobbiamo essere dei professionisti, quindi ci lasciamo coinvolgere nei limiti del possibile. Quello che veramente più ci coinvolge è quello che poi determina il nostro comportamento in tutte le occasioni sono gli incendi stradali, il nostro intervento sugli incendi stradali, quindi il coinvolgimento è nei confronti delle vittime e dei familiari delle vittime ed è quello che poi ci porta a essere anche a volte molto duri nei confronti di alcune tipologie di infrazioni. Innanzitutto sono felice di partecipare a questo seminario sulla sicurezza stradale. La Polizia di Stato è sempre molto vicina ai cittadini, in questo caso ai ragazzi, perché cerchiamo di divulgare quelli che sono i migliori comportamenti stradali che possano evitare delle tragedie e tutto ciò che si legge sui giornali. È triste sapere e constatare che purtroppo molto spesso i giovani, ma anche i non giovani, si mettono alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alcol. È un fenomeno che purtroppo stiamo cercando assolutamente di combattere con tutti i mezzi, ovviamente legali, perché è una cosa che certamente non fa bene alla società e non fa bene ai giovani e al futuro di questa generazione. Un'interessante iniziativa oggi fortemente voluta anche dal vostro ufficio dell'ASP.
Sì, allora, dare questo messaggio di prevenzione alcol e lavorare con i ragazzi è fondamentale. Noi dell'ASP lo facciamo da sempre, siamo sempre appunto in prima linea per quanto riguarda la prevenzione. L'alcol si è visto che è uno dei fattori peggiori e maggiori di responsabilità per quanto riguarda gli incidenti stradali dopo la stanchezza e la velocità. È chiaro che lavorare con i ragazzi è fondamentale perché sono loro alla fine sia gli utenti che purtroppo le vittime di tutto questo. Dietro noi spieghiamo che c'è un circuito economico che fomenta e che foraggia purtroppo tutto questo sulla pelle di questi poveri ragazzi. Oggi siamo insieme alle forze dell'ordine, siamo con la scuola, siamo insieme al comune per cercare appunto di unire le forze e arrivare a sensibilizzare i nostri ragazzi ma anche gli adulti. Intanto ringrazio il dirigente La Presa di Sarasicchio per avermi invitato a questo incontro. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di rispettare le regole. Le regole si parte dalle più elementari. Per quanto riguarda il codice della strada mi viene in mente pensare allo stato di ebbrezza, la guida in stato di alterazione psicofisica derivante dal consumo di sostanze stupefacenti che costituiscono purtroppo la prima causa di decesso tra i giovani. E poi vorrei anche lanciare un messaggio, nel senso che tutte le norme di comportamento vanno rispettate, in quanto i pericoli sulla strada sono tanti e bisogna essere molto prevedenti. Il codice della strada, articolo 15, prevede proprio sanzione e comportamento di chi insudicia la sede stradale e chi butta rifiuti per strada insudicia anche la sede stradale. La nostra è diventata una mission per quanto riguarda i lanciatori seriali. Ieri c'è stato un incontro in procura, è stata creata una task force con carabinieri, quindi intensificheremo i controlli, avremo delle strumentazioni più sofisticate e non demordiamo. Gli studenti e i ragazzi di oggi sono praticamente i nostri futuri utenti modello. Le strade sappiamo sono cose pubbliche, chi meglio di loro può far sì che il tutto funzioni seguendo le regole. In qualità di pubbliche hanno delle regole, è vero che magari le strade ultimamente ci sono delle buche, manca la segnaletica, però non ricordiamoci, non dimentichiamo che sono soggette comunque a delle regole che vanno assolutamente rispettate. Non si posteggia sui marciapiedi, è una regola fondamentale, soprattutto chi va in motorino, si rispetta il codice della strada e non si posteggia in quadrupla fila. Queste sono regole fondamentali affinché tutta la cittadinanza abbia un comportamento corretto e tutta la cittadinanza in genere con i comportamenti corretti fa sì di migliorare la municipalità in generale. Si parla di sicurezza e quindi non potevamo assolutamente renderci disponibili a donare ad una scuola così importante che conta 800 alunni più un centinaio di docenti di uno strumento così importante che serve anche a salvare la vita a chi ne avesse bisogno. Lo abbiamo fatto secondo uno spirito collaborativo e riteniamo che queste siano assolutamente delle azioni che ciascuna impresa, laddove reputa necessario farlo, deve farlo. Il defibrillatore, conosciamo tutti, è un apparecchio, uno strumento che laddove serve può salvare anche la vita di una persona, quindi non abbiamo esitato a fare questo investimento per questa donazione perché riteniamo appunto che è assolutamente importante.